questo momento l'ipotesi del suicidio appare molto improbabile, ecco. Così il capo della Procura di Treviso, Marco Martani, dopo l'esito dell'esame autoptico sul corpo di Anica Panfile, mamma 31enne, trovata morta domenica da un pescatore nelle acque del Piave. La donna presenta molteplici traumi al capo e al volto, ma soprattutto non ci sono chiari segni di asfissia da annegamento. Non ci sono nemmeno segni esterni di violenza sessuale. Ora sono stati disposti ulteriori accertamenti con prelievi dei tessuti ed esami istologici. Cambia l'ipotesi di reato. Potrebbe diventare un'ipotesi di reato di omicidio volontario anziché di istigazione al suicidio, ecco. Ogni ipotesi viene vagliata attentamente, nulla viene scartato. Fondamentale sarà ricostruire le ultime ore di Anica. Per il momento non sono state trovate né la borsetta né tantomeno il cellulare. A quando risale la morte della 31enne? Le condizioni del cadavere sono compatibili con un decesso di poco successivo alla sua scomparsa, quindi potrebbe essere morta già giovedì pomeriggio nella serata di giovedì. Insomma, Anica è andata a lavoro, poi è uscita e da quel momento si sono perse le tracce. Lei è morta poco dopo. Se sia stata gettata priva di vita in acqua oppure incosciente, queste sono domande a cui daranno risposta le indagini dei carabinieri. Rimane, seppur remota, l'ipotesi della caduta in acqua e che i traumi siano stati causati dall'impatto con i sassi del Piave. Ci sono indagini in corso, vengono sentite, anzi in parte sono già state sentite tutte le persone che avevano rapporti con la donna e cerchiamo di approfondire, ma in questo momento siamo proprio alle prime battute e di più sinceramente non posso dire. Le indagini sono coperte da segreto investigativo, così come il contenuto delle dichiarazioni raccolte dai carabinieri. Rimane per il momento ancora un mistero il punto esatto da dove Anica sia caduta, il viadotto autostradale vicino a dove è stata trovata, oppure un'altra zona. Certo che se fosse la prima ipotesi avrebbe dovuto percorrere una parte dell'autostrada a piedi. Rimane il dramma della morte di una mamma con 4 figli, una morte che per ora non trova una spiegazione.